Ciao a tutti ragazzi, siamo a Pasquetta e oggi sono qui con un'allegra compagnia per festeggiare appunto questa giornata di festa. Pasquetta decisamente diversa dal solito perché oggi siamo qui a Camping Cerbaro, zona già vista in passato per altre escursioni sul Novegno, sul Preaforà, su Cima Alta e Monte Giove. Quindi adesso la meta appunto è da raggiungere Monte Novegno, forse anche Monte Preaforà ho sentito, e dopo pranzo in Maiga davanti. Quindi state con me, vediamo come si svolgerà questa giornata. Intanto piove. Posso mettervi le scarpe di Dorio che... Come vedete qui la compagnia davanti, qui c'è Davide al mio fianco. E dopo un po' alle volte se c'è l'occasione ve li presenterò tutti, intanto vediamo come stiamo iniziando ad alzarci. Ecco qui siamo al bivio per salire al passo Campedello, non proseguiremo verso la strada normale ma prenderemo questa che ho già fatto per salire a Cima Alta. Allora Davide, come sta performando questa escursione di Pasqua? Insomma dai, ce la sudiamo un po' intanto, vediamo dopo. Già è parecchio umido, più questo sentiero qua è bello performante, quindi c'è un attimo di sudorazione sul mano qui davanti. Sul bastone dietro mettete una fettuccia, ve la legate al braccio, se vi scivola. Allora, intanto siamo arrivati al passo del Campedello, direzione Monte Preforà. Intanto vedete qui a fianco a me Davide c'è anche Darling. Eccolo qua il video, vedi. Ciao Darling, piacere di averti conosciuto. Ciao, piacere oggi. mio. Ci ha raccontato tanti bei aneddoti riguardo le sue escursioni del passato e adesso in Battibaleno siamo già qui ai piedi del Preaforà. Quando si parla di cose interessanti non ci si accorge neanche della fatica e il tempo vola. Intanto ragazzi, il Pasubio qui davanti nel soleato orientale. Sì, ho capito, ma non vuol dire niente. Adesso iniziamo la scalinata per salire al foro nelle montagne che vedete lassù. Un conto è la nera, tu metti l'invio e in qualche modo che dicevo io che ho fatto. chiuso per ferie. Dopo lo sforzo di ieri Vada. e oggi devo trattarmi un po'. Sì, le taglie di birra vanno da 1 litro alla volta. Perfetto. Giusto Maria, giusto? A Roma. Ragazzi, ultimi passi, alle 12 spaccate, siamo arrivati croce del Preaforà. Vedete Davide, vedete Darling, vedete Mara. Ciao Mara. Ciao ciao! C'è anche il sole che sta per Sì, anche il sole, sì. Si è degnato di farci una visitina. forse di zoom. Guardate che panorama stupendo verso il Pasubio ancora. O sbaglio? C'è qualcosa da dire a Samsung? So che quello... Intanto facciamo 2 passi qui in vetta, in attesa di scendere dal Novegno e a Maiga davanti. Dai Anna, a invertarci un po'. Girato davanti. Vai, girati. Guardate che panorama verso la valle dell'Astico qua sotto. Altopiano dei 7 comuni. Monte Cencio qui davanti. Tanto vi presento anche Anna, altra componente del gruppo. Uno alla volta sto presentando tutti, quindi guardate che panorama di fronte a noi, meraviglioso. Qui c'è il bivio per salire a Cima Alta. E con la compagnia stiamo arrivando a Busa Novegno. Ecco, dopo l'ultimo che manca. Qui c'è Stefano qua davanti, avete già visto nell'alba del Carrega. E là in fondo un saluto Stefano.
Tu in mezzo ai piedi. No, beh, ti ho presentato, ho detto che sei quello che ha fatto l'alba su Carrega quella volta. Bisogna rifarla assolutamente. Sarebbe sì. Un po' di sonno in più magari. Mamma che a volte è stato duro per te. Sì, ho fatto un bel tiro. E lì davanti c'è Adamo e dopo vi presenterò con più calma in rifugio. E qua arrivati a Maiga davanti, pronti per pranzare. Allora, se lui è Adamo, l'ultimo membro della compagnia, doveva ancora presentarvi. Ciao ragazzi, ciao ciao. Prima volta con noi sui video del canale. Ecco, adesso con lui abbiamo presentato tutti i vari membri e adesso siamo qui, vedete, aspettiamo il pranzo. Abbiamo tutti un po' di lamborino. Dicevo, abbiamo tutti un po' di lamborino dopo questi tot 4 km. 9,91. E dopo 9 km e 900 metri abbiamo un po' di lamborino. Ragazzi, un brindisi a questa Pasquetta in escursione. Ciao a tutti, auguri. Vedete dopo l'escursione. Guardate fuori che tempo intanto. So che oggi far volare il drone sarà un'impresa. Qua ragazzi è arrivato l'arrosto, guardate che montata anche sotto da vedere. No, non bastava, ci abbiamo fatti anche un panino. Del platano grande. Dell'anno scorso. Guardate che tagliera da paura. Ho tirato su una mina, ma di quelle potenti. Oh, guardate finalmente come si è schiarita la nebbia. Just to know what you knew, restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the take me in the smoke, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Teardrops on the floor. The pain is over. Feel the darkness take control. Ragazzi, è arrivato anche Alberto qui con noi, proteggiamo. Ho un po' appetito in ritardo. Io devo Spielberg, ma. Che dovevamo andarci, ma non siamo andati. Ah, vero? Ecco ragazzi, salutiamo la croce.
Giovanni, è stato un piacere. Jacopo! Alberto, salutiamo Alberto che ci lascia. E noi, oh, c'è un'occhiata di sole ovunque. Guardate Davide qua in procinto. Ah, Davide, com'è andata questa escursione finora? Bella, peccato un po' per il tempo che non ha permesso di vedere i paesaggi, però insomma, tutto sommato ci stava. Come dai, fatica una l'andata? Fatica per me che non sono tanto abituato, si è fatta sentire, diciamo. Però Poi, è stato bravo, no, dai, no, vi confermo che senza neanche uno scivolone né niente, il quindi terreno era abbastanza insidioso. dai, una Pasquetta diversa e anche finita nel migliore dei modi. Oggi soli sul serio. Quasi arrivati alle macchine.